cuori dei cittadini veneti e che hanno sempre sognato di vederla ritornare. Ritornare un ritorno impossibile se non ci fosse stata una organizzazione autonoma di veneti per ricostruirla. Quello che abbiamo fatto dopo un processo che è durato decenni. Abbiamo visto nelle piazze, nelle strade, ralli, manifestazioni per l'indipendenza del Veneto che non sono mai sfociate a qualcosa di concreto. Dopo aver ricostituito delle istituzioni venete, un Parlamento veneto, il Maggior Consiglio ultimamente, ci siamo trovati in grado di poter fare un ulteriore salto e eleggere il Doge. Che cosa è l'elezione del Doge? È un fatto folcloristico? È un fatto di ricorrenze storiche? No. È un segnale politico importante di dire che esiste una nazione e che questa nazione ha un capo che è il Doge. Per cui la dimostrazione che facciamo oggi è una manifestazione molto importante perché dà questo segnale. La nazione veneta si riorganizza, il Doge sarà colui che la esprimerà come tutti i capi di Stato. Dunque un fatto molto importante. L'elezione del Doge è già avvenuta, oggi proclameremo chi è stato eletto. Questa elezione è avvenuta da parte del Maggior Consiglio come avveniva in passato. Il Maggior Consiglio è un organo, tra virgolette, chiuso, fatto non da eletti ma da autocandidati responsabili che si sentono le responsabilità di dare continuità e organizzazione allo Stato Veneto, alla Repubblica Veneta, come il Maggior Consiglio del passato. Ecco, questo Maggior Consiglio si è riunito ultimamente per votare e ha votato a scrutinio segreto il Doge. Oggi è avvenuta lo spoglio delle schede e tra poco vi diremo chi è questo nuovo Doge. Non credo che dobbiamo aggiungere molto altro, se non che il Doge lo saprà anche lui attraverso la comunicazione, attraverso i giornali, attraverso i mass media, attraverso i network, attraverso i social network e avrà una settimana di tempo per rispondere al Maggior Consiglio se accetterà questo importante e gravoso impegno oppure se rinuncerà. Nel caso di rinuncia le elezioni riprenderanno come in qualsiasi nazione di capi di Stato, può essere il conclave dei vescovi o anche, se volete, la stessa elezione del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica Italiana che raramente avviene al primo colpo. Speriamo che avvenga al primo colpo. Tra una settimana il designato Doge incontrerà il Maggior Consiglio e scioglierà la sua riserva. Se accetterà dovrà venire il 2 giugno in Basilica di San Marco per l'investitura, una cerimonia solenne di investitura. Da quel momento il Doge sarà nelle sue funzioni di esercitare. Certo, non è un Doge che ha un potere molto concreto, è una figura simbolica. Potremmo paragonarlo un po' a quello che sta avvenendo in questo tempo con il Tibet, dove il Tibet è occupato dalla Cina, ma si è auto-organizzato all'esterno, in India, con un suo Parlamento e con un suo governo e un suo capo di Stato che è il Dalai Lama. E voi sapete come la Cina non gradisca molto la presenza di questa figura perché rivendica l'indipendenza del Tibet, denuncia l'occupazione del Tibet come noi denunciamo l'occupazione della nostra Repubblica da 219 anni. Tutte le occupazioni che ci sono state abusive e mai state suffragate, appoggiate, approvate dalla popolazione. Nemmeno il famoso plebiscito del 1866 che è stato imposto truffaldinamente alle genti venete che hanno dovuto sottoscrivere